Un uomo di 70 anni di Luccasicula, in provincia di Agrigento, è ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dopo essere risultato positivo alla variante inglese del Covid. Si tratta del primo caso del genere nella provincia agrigentina. Al momento i sintomi del paziente non hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Nel piccolo comune agrigentino dove risiede l'uomo, 1800 abitanti, non risultano ulteriori positivi al coronavirus. Ed il bollettino odierno dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento rispetto alla diffusione del Covid-19 oggi segna in provincia più 29 nuovi casi rispetto a ieri. 2 deceduti residenti nei comuni di Favara e Cianciana. Ad Agrigento i positivi attualmente sono 45, Alessandria della Rocca 5, Aragona 7, Bivona 1, Campobello di Licata 30, Canicattì 29, Casteltermini 3, Castrofilippo 5, Cianciana 7, Favara 34, Ioppolo Giancazio 1, Licata 61, Luccasicula 1, Menfi 1, Montallegro 3, Montevago 13, Naro 10, Palma di Montechiaro 30, Porto Empedocle 69, di cui 50 come noto sono soggetti extracomunitari ospiti presso la nave quarantena. Racalmuto 3, Raffadali 15, Realmonte 4, Ribera 9, San Giovanni Gemini 3, Santa Margherita di Belice 3, Sciacca 31, Siculiana 15. A 0 casi sono al momento Burgio, Cattolica Eraclea, Comitini, Grotte, Ravanusa, San Buca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santo Stefano di Quisquina. E intanto sono stati attivati 12 posti di degenza Covid all'ospedale Fratelli Parlapiano a Ribera. Ciò comporta la restituzione alla loro destinazione originaria dei posti requisiti all'ospedale di Sciacca nel reparto di medicina nel corso della pandemia. La direzione sanitaria provinciale di Agrigento commenta: si tratta di un duplice e importantissimo risultato che consente di riportare alla normalità le funzioni dell'unità di medicina dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e contestualmente inaugura l'utilizzo specifico del Covid Hospital di Ribera. Nell'ospedale di Ribera sono inoltre addirittura d'arrivo gli interventi che porteranno ad un ulteriore ampliamento a 40 posti della degenza ordinaria Covid e all'attivazione delle terapie intensive e subintensive.